L'orgoglio della divisa a cui tutti sono usi a esserne secoli fedeli. La bellezza, dopo 2 anni di restrizioni, di tornare a indossarla con fierezza in un appuntamento simbolico ma importante. La festa per i 200 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Appuntamento allo stadio Colbacchino di Padova per i militari della Legione Veneto. Un'occasione per fare il punto della situazione dei primi mesi del 2022 con le riaperture a partire da marzo. Aumentano le rapine, aumentano diciamo, le frodi e le truffe online, ma ecco, al di là di questi numeri statistici che restituisco e che valgono per quello che numericamente rappresentano, ecco, noi riteniamo che il tema della violenza di genere, dei maltrattamenti in famiglia siano estremamente uno dei nostri obiettivi di lavoro. Perché tra l'altro richiedono un approccio di professionalità, di capacità, di competenze, ma anche un approccio di umanità, di capacità di ascolto. Sul piatto anche i temi della criticità digitale e della tutela del lavoro. Noi continueremo, abbiamo già iniziato anche con i carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro a effettuare controlli sui cantieri, all'interno delle aziende per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dei lavoratori. Anche il rispetto dell'ambiente resta fondamentale. Al lavoro i carabinieri forestali, un unicum a livello mondiale.